Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018. Benvenuti a un'imprentatura nuova de Boga Bogi, sa mandata in lingua sarda chi vuole donare bogi a chi ne deixa parare de bifi, traballai e frincai in Sardegna, combattendo su disisterru, ponendosi a può aggiungere a ricchezza non fetti per su campadoggio, ma finzasa possa cultura dessa terra de cosa nostra. Non agida seusu accompagnai con questioni che interessano a tutti, su cultura, lingua, cannottu, ma finzas ai territorios, con una castiata sabia ai comunus vitticusu, biddas che si sbuidanta e bisusu che aguantanta. Seusu a questionai dei marranias de oi e de una terra che alloga da un'identità di valenti, ma che oi si pone di appari con un benitore dudoso. Anta essi 24 ottobius, in cui seusu raccontai sa bogi pro su bertera dessa Sardegna, cussa bera, limpia, ai largo des cliché deis accomodus deis cartollinas. Eusu abintrai in su coro dess'isula, po ascoltai chini a barrada, chini dorrada e chini gherrada, po contai una mirata noa, a su chi meda portas, discoidada dei medias. Unu traballu chi fueddada de cultura via, de fattu su chi animanta is comunidades nostras, de attualidadi, de sul logu, de attividades chi produinti, chi poderant strantajas s'economia des custrojas. Doni Antobiu ad a Luisa Luigi in il logusu, genti e istorias chi fainti sa differenzia, des comunusu pitticusu chi arriscant de sisbuidai ai logusu in frammentu, boga bogi dona da bogi a chi ni bivi di sisula d'ogni dia, forti e a concarta, con resilienza, memoria e cosa sanosa. Un conto a consonu, chi bolli di ammostrare is identitadi, sa limba e is insidusu e is speranzas dessa terra nostra. In questo primo ottobre si contausu sin commensu de su viaggi chi eusu scioperau de vai in 31 comuns sardusu, a risca de sisbuidai, realidadisi chi arriscanta de sisperdi a sammuda, ma chi sighinti a essi puru giassu de cultura, de storia e de comunitadi. Eusu adonai bogi a chi ni ha di scioperau de abbarrai, a chi ni esti dorrau e a chi ni combattiti. Può poterai via una scolla, una bottega, una costumanzia. Eusu raccontai progettus nousu incamminatas a socialisi e culturalisi, esperienzias de affrodiu de ogni dia. In questa vidas vitticcas ca aguantant e appoderant. Eusu scioperau de fueddai de questa questione de importanza manna vostra Sardegna con Antoni Muroni, un giornalista attenzionoso ai comuns vitticheddus de s'isula. Su viaggio nostru est incomenzau de Baradili, chi con i 75 moradores issusu est su brusu vitticu de comuns de Sardegna. Est su sinnu dessa guerra a sa sguidadura e a su spopolamentu. E noi, d'ogni cantonata contata un'istoria, d'ogni gara esti testimonza dessa battaglia de d'ogni dia popoti vivi. E noi eusu agattau una comunità unia, che c'esti a rennescia a saterezzai d'orra e a concordai a cappius fortisi. Federe de salbiddas chi silboidan, chi peldene, su chi sun bistadas po deghenios, po seculos, est una cosa chi non aran in medas. Accadidi non solo in Sardegna, su che succedendo in no che si intende de pius, ca su logu è il mannu meda. Questa è la terza regione d'Italia, po ampiesa, po mannesa, ma come abitantes è una delle ultime e si facciamo su conto di quanto logo bada e di quanto abitanti il bisuno
este su veu rapporto che beste in Italia. Sono rezinde esercitate che sono in su mare, Casteddu, Olbia, Salighera e Paga Satteras, su chi narra da effetto ciambella, in italiano, è drammatico. Quando noi si perdimos una idda, quando noi si perdimos sul giovane, che si candano, ducas non va più spizzinnos, non va più si scolas, stiamo perdendo non tanto e non solo su tribaglio, non tanto e non solo su economia, stiamo perdendo la conoscenza di questa idda. Sulla pinteso deo, quando fui vicino, in saida mia, che si narra tre nuraghes, este sa cosa che isco. Tutto ciò che ho imparato in studiando, tutto ciò che ho imparato in suo tribaglio mio, tutto ciò che ho imparato in suo mondo, fu visto diverso, sino a io dentro l'esperienza che ho dentro in saida mia, conoscendo da solmannos, conoscendo da esosatteros, che mi hanno imparato come si vive in società, come tocca di rispettare i zatteros, come tocca di non si calziare meta, pure quando la cosa sta andando bene, e tocca di non siettare troppo a terra quando le cose sono andando male. Su chi impara in una idda, este su primo che di bisogna da quando poi deve andare a imparare cosa al meta, chi ti selvini, per il tribaglio che fa, che se, o per la sua vita, chi tiene la fortuna, o sul dispiacere a volte, te deve fare lontano da questa idda pure. Mio padre è una idda pitticca, più pitticca di tutta questa Sardegna. Questa è una cosa a me particolare, poiché se uso uno dei scomusi proso colpioso da certe problematiche, primo soprattutto sul spopolamento e con tutti i problemi che ne derivano. Noi viviamo questa condizione che vivono già dotti i comuni delle aree interne, delle aree montane, che hanno problemi della gente che decide di andare a cercare in altri luoghi possibilità di lavoro, possibilità di studio e quando andano a fuori a cercare queste possibilità, in la maggior parte dei casi non tornano in Sardegna. Naturalmente uno dei problemi che si affliggono maggiormente è i pipiosi che non nascono e la popolazione che invecchia sempre di più. Questo genera naturalmente che è necessario attivare servizi particolari, soprattutto per questa fascia di popolazione più a rischio come gli anziani, che necessitano di interventi particolari. Genera che servono le scuole, poiché non ci sono più pipius, poiché sono talmente vagos che non è più giustificato il costo di mantenere aperta le scuole in tutti i comuni, naturalmente. Mio padre, per esempio, ha fatto una convenzione per i pipius che hanno a scuola, 4-5 comuni del suo territorio, e i pipius cominciano a viaggiare dall'età di 3 anni per andare alla scuola materna e poi nei comuni di accanto. Chi abbarra in Salbidda del centro della Sardegna fa che è uno zebero, non lo fa che è obbligato, a dire di fa che è uno zebero, e cioè che era da barrare i gue, che i gue è stessa terra del suo babbo, della sua mamma, dei suoi frati, dei suoi amici, e bisogna queste cose che sul bezzo, sul manno, hanno fatto, hanno tribagliato. E dunque a metà gente li dispiace pure di lasciare queste cose e deve pensare che tutto il tribaglio del solmanno è stato a mare. Su chi si può fare? Non è una cosa facile, che non bisogna risultare per un'ala del suo mondo occidentale,
a frenare o a acciappare una cosa che porta che viene da una diasattera desilboidare, salbida spitticca, chi è podede chilca da dei stare mezzo, su dei più servizi, su dei andare a salbida al manna, medas che non va di strada, che non è facile arrivare da un'ida pitica a un'ida manna a casa di strada, non azzuana, non va servizio, su ospedale, se posa sanità, posa ospizzino, posa si scuola, posa sport, poi su tempo libero, se uno vuole andare sul cinema, se uno vuole fare queste cose che in città si possono fare e in salbida non si resessiti. E come andessimo a campo? Non è facile, nessuno tenne questa risposta. Bovadri in noi fai di 75 abitanti. Come ti sappiamo, è su comune più spicco della Sardegna, ma è sempre stato su comune più spicco, ma non è sempre stato a Civiteo. In suo giro di 20 anni circa, questa popolazione è passata da 100 abitanti o pago bruso a 75 e questo definisce su trend dell'evoluzione della popolazione che è sempre incavata. È difficile in queste condizioni attivare i servizi indispensabili e infatti su comune fai parte dell'Unione dei Comuni Alta Marmilla che gestisce i servizi fondamentali in forma associata. Fai parte dell'Unione dei Comuni Alta Marmilla si consente di mantenere i servizi sul suo territorio, poi si consente di attivare questo servizio in forma associata che invece non è pessi in grado di attivare a SOA. Faccio un esempio, per esempio, della mensa scolastica, del suo trasporto scolastico poi svipiuso, della raccolta differenziata dei saliga e quant'altro. Questi sono punti servizi importanti in meda che i comuni non sono in grado di attivare a SOS, poiché non generano interessi nei società che devono attivare. Quando invece seus già noi comuni che li attivano, seus in grado invece di fare dei bandi e dei progetti che vogliono generare interessi pure in società che li devono attivare. Questo sindaco di Movida Vittia è una cosa molto particolare, poiché si conosce su tutti, poiché per ogni ragione su comune è sul riferimento di tutti. E questa è una cosa importante in me, poiché che rinai che questa popolazione riconosce sul ruolo del suo sindaco e sul ruolo dell'amministrazione, ma sul ruolo pure dei dipendenti del suo comune che sono sempre a disposizione per questa comunità. E non c'è per questa comunità di Baradili, ormai ci sono servizi che vengono erogati ai cittadini oppure che non sono deida. In Sarasa diventa da quasi una famiglia allargata, una famiglia manna, di noi si conosce tutti, conosce i pregi e i difetti, le cose belle e le cose male, ma come in ogni famiglia capita imparare pure a accettare come siamo. I servizi, come vi unendo, gestiti in forma associata dell'Unione dei Comuni Alta Marmilla, vengono erogati in tutto il suo territorio, sia su 19 comuni e in
In Bovadri, per esempio, ispipiuso non c'è scuola e in Sarasa si deve spostare un po' a andare a scuola. La scuola Brusacanta è la scuola elementare di Baressa. Ispipiuso Pruspiticus invece andano a scuola a Sasilio de Sini e de Connosno. Picciocheros un vago prumatucus andano alla scuola media de Usellus. Questo un po' quanto riguarda la scuola, naturalmente viaggiano con su pulmino posto a disposizione dell'Unione. Servizi invece di medicina, di medico, tenuto su volo ambulatorio di Avas, sa guardia medica invece da tenuto accanto a Baressa, accanto. Generandisi una situazione complicata dal punto di vista dei bancas. Sul Banco di Sardegna che vinse a pago anni faide, fia da presente già in tutti i comuni della Sardegna, in un processo di razionalizzazione delle spese, esti, serrendi, meda sportellus e meda filialis. Pago tempo faide, a primizio dell'anno, ha serrato pure la banca a Connosno. Prima di questo io ho serrato la banca di Baressa e poi questa banca pruso accanto è Ales Avas, mentre l'ufficio postale pruso accanto è questo di Baressa. Questo è un indizio particolare, poiché la gente, la comunità vive questa razionalizzazione, dopotutto i bancas espostas fonti aziendas che perseguono su proprio vantaggio economico, ma sul territorio vive di questa razionalizzazione si commenti di un abbandono, una noncuranza, un essere trascurato da pura delle istituzioni. Pare che seuso in due vorrungone remoto del suo mondo, di noi i servizi non saranno essere pruso ad uso donare, ad uso erogare in modo efficaci e efficienti. Nei cittadini e noi i servizi sono naturalmente fonti di pruso e pruso accessibili e pruso a sa portata di tutti. Questo naturalmente genera frustrazioni nella gente, poiché si pensa che esistono a un certo punto cittadini di serie A e cittadini di serie B. Cittadini di serie A, questi sono dei cittadini di vita brumanas, di noi punti tutti i servizi, di noi punti tutti gli ordini delle scuole, di noi punti i datori, di noi punti i trasporti urbani, poi si può muovere con facilità pure senza macchina, i servizi culturali senza trascurare, poi i spicciocchetti mancai, poi frequentai strutture sportive, poi vai attività che difficilmente ben attivate nel comune prospetticus. Sul legislatori, la regione e i comuni in primis si occupano di questa cosa, ma da toccare, si occupare in modo più profondo, creando su modo di riequilibrare le cose, in modo che tutti teniamo gli stessi diritti, ma non tutti teniamo le stesse opportunità. Ecco, pure a me, nelle vite piccole dei territori interni, dei territori montani, io devo essere tutti
mes condições de pode accedere aos stessos serviços e soprattutto aos stessos preços. Poitta attivare i servizi quando su numero de persone che dus richiedenti è pitti come da, questo che rinnai pagai un servizio meda de bruso rispetto ai gusti che si attiva da in un rumano con un numero di persone che ne usufruiscono meda brusmanno. Una cosa in Sardegna hanno sbagliato meta in questi ultimi 20 anni. Quando viene che una ida tiene più spago all'abitante, se vi spendono più spago i nari, cioè narana, su un pago non ne tenen bisogno dei nari, non tenen bisogno di investimento. D'ogni euro è bogato a pizzu, bidinde quantos abitanti bisogno. E forse sto chi deve fare il contrario, cioè più abitanti speldo e più subinvesto e dà la possibilità a chi vuole da barrare di non si andare in sicuro e a chi vuole da andare di si può trasferire. Vada però qualche cosa pure che sta cambiando, che su un bidal bellas, su un bidal si barrata tranquillo, si risulta da attendere una vita più facile dal punto di vista della tranquillità in confronto a una città di Manna. E dunque in mezzo al logo di Sardegna vada gente che arriva da Evora Italia, e si compra ad una domo e pensa di stare qui. E non sono solo i pensionati, o schieni da Ezzu a tenere l'ultima parte della vita sua, sente chi sta tranquillo. Vada giovane spuro, chi gli piace di una vita che sia di più a misura di uomini, e dunque con questa tecnologia, con internet, con il tribaglio da domo, risultano a poter lanciare un buon stipendio, poter dare sul mezzo a poter tribagliare e poter vivere tranquillo, pure se non è in una città di Manna. Dunque, Salbida si deve fare acciappare pronta, pure per poter ospitare questa gente. Dunque, abbiamo servizi, abbiamo la possibilità che questo possa tribagliare, la rete internet e tutto ciò che a questo li bisogna possono essere fuori sul mondo. Vi dia chiarere che qualcuno che vi pensa da queste cose, che lo fate proprio per tribaglio, non a tempo sperdito, deve pensare, deve avere un progetto, deve avere un piano per poter avere di queste possibilità. Atterò il medio non de io. La resistenza che la gente fa è una diosattera ad affinire, che se non va pizzinoso, se non va giovanoso, non si risulta. Da due casa, su gusto, si sembra che facciamo. In Bovadri ci punti pagus pippiuso. Ci punti 3 pippiuso che andano a scuola elementari e poi ci punti 4-5 picciocchedus che andano a scuola media e a scuola superiore. E poi ci punti, insomma, con cui giovani, con una picciocchedda bruso matuchedda che punti circa 20 anni o poco bruso. Penso che sia da una ida sicuramente tranquilla, sicuramente lenta, poitta non c'è questa frenesia, non c'è questa necessità di decurri ad ogni ora, per ogni cosa. È una ida tranquilla meta, ci sono diversi servizi che su comune ha di attivare nelle amministrazioni che manti precedio e chi insomma se uso ancora ci chiede di migliorare. In stadi per esempio teniamo una piscina che è meda frequentata, dai spicciocchedus, non scetti spicciocchedus ma pure delle famiglie del suo territorio, ma pure della provincia di Castello o dei Ristainzi di Brusateso. Chi vai di adesso
muove sa gente e movimenta pure sa ida. Poi l'anno passato ci sono stati circa 20.000 ingressi. Una cosa particolare che è succedendo in questi ultimi anni è la presenza di turisti camperistas. Noi abbiamo un'area sosta camper attrezzata ben meda con colonnine di noi si vuole attaccare per caricare la corrente elettrica con il camper, con aree di noi si vuole rifornire acqua, con i servizi totalmente gratuiti, con una bella area per si vuole sezzi, a prandi, a cenare, all'aperto. Quando gerenti, un'area bridi con matas, con ombra, con floris e quant'altro. Io tento un riconoscimento importante in meda dell'Associazione Nazionale Camperistas Italiana, che è la bandiera gialla. La bandiera gialla dei Arias, che viene riconosciuta a queste aree di sosta che donano un servizio di qualità alta rispetto alle aree normali. E questo ha generato un flusso di persone che vengono a Bovadri mancai a fine gita su Cenavara, su sabato, su domenica e girano in bida e vivono in saida come da viviamo noi compaesanos. Negli ultimi anni di amministrazione, sia la mia sia l'amministrazione che mi ha preceduto, io ho deciso di donare un contributo alle famiglie che decidono di trasferire la residenza a Bovadri. Questo noi abbiamo fatto anno su meda, prima che la regione decideva di donare il suo contributo di 20.000 euro per trasferire residenza dal comune romano al comune piccolo. Noi doniamo 10.000 euro per il trasferimento della residenza e questa misura che ho deciso di votare innanzi impegnando fondi del bilancio comunale ha fatto in modo che diverse famiglie di vecchiocchi o di giovani hanno deciso di si trasferire a Bovadri. Infatti è tutta una zona urbana di Saida per noi si punti concentrate in abitazioni nostre, poi sono questioni di famiglie che hanno deciso di costruire domo, non di comprare domo su beccias a mancare di ristrutturare, no, hanno proprio deciso di si costruire sommo di fondamenta, come da orientissono in sul luogo in cui noi hanno deciso e funti, questa è una cosa interessante. Interessante poi da alcune di queste famiglie hanno pure più spettacoli e sono mancai sperando di ripopolare questa comunità. È complicato fare previsioni per come sia da poi essere Bovadri fra 10 anni o più. Stiamo vivendo tempi complicati meda, soprattutto per quanto riguarda come ti vi ho questione di Sarasa, i costi dei servizi, bisogna avere in che direzione su Stato, prima di tutto, decidi
de orientai sa propria politica post-comusa e civitiusu. Chi decide di punti un costo po su bilancio del suo Stato, noi spacciamo un prezzo mega. Chi invece si decide con coraggio che se uso una risorsa, poi basta si girare e avere su che teniamo a disposizione le opportunità che ci punti, teniamo un territorio formidabile dal punto di vista naturalistico, teniamo un territorio che consente di coltivazioni, che consente di allevamento. Il solito problema è che la gente è pago e si rischia di abbandonare tutte le opportunità che invece hanno poi essere motori di sviluppo di questi territori. Poi pure e usa acabau. Deus idorru grazias posa isigiu e si viusu sagida ghienidi con un atto più non e poca voci. Chi commenta sempre si fa di prageria, si segnalai eventus o alcuna questione che pensai si balla da sapena e si contatas, scrisi una lettera a suggesso bogabogi.tv sicurugmail.com poi tanosu zeus un noi plus che tutto, poi intendi sa bogi da vosatrus.